Amici bellini, perdonate un po' il ritardo, ma mi sto divertendo un po' troppo con la nuova lavagnetta tattica, l'analisi, le cose. Screenshot, pagelle, lo so che si sta parlando di cose, nata voto, Siemens, le plusvalenze, eccetera, eccetera, ma parliamo delle cose, il mercato, cerchiamo di parlare di tutto, cominciamo. Allora, Alessio Matarazzi, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, che bello potervi accogliere con una vittoria, con un 3 gol importanti. Lasciate like, possiamo lasciare 3000 like anche questa volta. Non dico un numero a caso, siamo arrivati tra la reaction e la live, siamo arrivati a 3000 like, quindi siete straordinari, io vi ringrazio. E non esiste una piattaforma su YouTube che fa questi numeri qua di gradimento. Poi le views, quelli che tengono milioni di iscritti, è normale, ma a me non interessa. Andiamo a parlare di questa partita che con grande entusiasmo possiamo analizzare nelle sue specificità, perché sono troppo contento di poter rispettare quello che vi ho detto. Se Mazzarri poi fa, lo difendo io, e infatti lo stanno quasi tutti attaccando perché è l'anticalcio così. Però se io vedo una cosa fatta bene, che sia bella o meno esteticamente, io la apprezzo. E andiamo a vedere di cosa si tratta. Ci spostiamo con gli screenshot e la facciamo vedere subito al 7° secondo. Già si vedeva benissimo la linea, come vedete i 5 in linea qua. Poi ci sono i 2 centrocampisti, Lobotka e Cajuste, Kvara da questa parte, Politano da questa parte e isolatissimo Simeone. Sia chiaro, non è che mi piace però quando tu fai un piano gara, lo attui e funziona, anche perché poche volte la Fiorentina è arrivata al tiro pulita e hanno anche una classifica che tu dici, vuol dire che evidentemente li fanno i gol. A me, se il piano gara lo pensi e lo fai così, è il mezzo e mezzo che non mi convince tanto. Non facciamo pressione alta, non facciamo recupero, riaggressione, tutte quelle cose che uno si riempie la bocca ma poi non le fai. Non siamo nemmeno compattissimi, se vogliamo dirla tutta, perché si crea un bello stacco tra Simeone e il resto della squadra. Però se lo fai bene, vuol dire che è almeno apprezzabile, che hai un'idea e la porti avanti. Poi in futuro si deve ragionare, ovviamente, così non ne vinci tante di partite, così puoi fare un lavoro di ostruzione nei confronti di alcuni avversari, perché il momento questo è, e tu con umiltà devi riconoscere il momento e devi fare di conseguenza. Per esempio, per farvi vedere come alla fine i reparti erano slacciati, sfilacciati, qui c'è un lancio dalla difesa e Simeone va alla rincorsa. Quando qua vedete dovrebbero essere Mazzocchi e Di Lorenzo in questa zona, si fermano proprio. Cioè, quando si capisce che la palla sarebbe riconquistata dalla Fiorentina, non continuano a seguire. Se tu facessi un pressing alto uomo su uomo, come si dice dello stesso italiano, se Simeone finisce qua, Kvara dovrebbe poi continuare e aggiungersi, oppure uno tra Lobotka e Cajuste deve andare sull'altro centrale, e quindi tutti di conseguenza. E invece no, il pressing lo fa solo Simeone, si fa un cuore così Simeone e dà fastidio alla prima costruzione della Fiorentina, quindi ancora slacciati. Non possiamo, secondo me, parlare di squadra compatta, no, siamo un po' ancora sfilacciati. Però l'idea dell'aspettare e di creare problematiche alla Fiorentina ha funzionato. Qua mi dite voi nei commenti cosa stava bevendo. Dovrebbe essere una classica sai, tazza, tazza, insomma, cup, come si dice? Una cup di carta, di cartone, dove di solito c'è il caffè lungo, non lo so, potrebbe essere. Vibrolé non penso facesse freddo lì, chissà, me lo dite voi nei commenti cosa stava bevendo il presidente in grande tranquillità in uno stadio assolutamente vuoto. Il gol di Simeone mi piace far vedere tra le cose buone, perché se tu nella fase di non possesso il Napoli così, nella fase di possesso il Napoli ci ha provato delle volte a uscire dal basso, e se esci dal basso con i triangoli, una squadra che ti viene a prendere alta la freghi, perché loro poi si trovano un po' sbilanciati. L'azione la fa partire Juan Jesus, la dà a Mario Rui, che poi farà un lancio in verticale per Kvara.
Andiamo a vedere il prossimo screenshot. Ecco, la palla è dietro di me. Di conseguenza il lancio di Mario Rui viene controllato molto bene da Kvara, che qui mantiene l'avversario spalle alla porta, riesce a controllare e poi a lanciare. Ma quello che va sottolineato è che Juan Jesus ci crede, continua, il braccetto lo deve fare, altrimenti la superiorità numerica non l'avrai mai. E secondo me Juan Jesus l'esperienza anche della difesa a 3 ce l'ha e si trova un pochino meglio rispetto a fare il difensore a 2 vicino a Rachmani, e infatti ce l'ha questo istinto di andare, continuare la sua corsa. Kvara mantiene bene quel pallone e gliela ridà, e poi Juan si inventa un assist veramente pregevole, che è questo qui. E Simeone è bravissimo a non correre troppo e non andare in fuorigioco. La palla non sarà nemmeno facilissima, Simeone la deve controllare con un tocco e poi lascia partire questo destro a incrociare violentissimo, fa un movimento molto veloce. Simeone fa un gol secondo me veramente straordinario, e la soddisfazione di tutti quanti. Andiamolo a vedere questa soddisfazione, perché vedere tra i giocatori, insomma, quelli che giocano di meno, quelli che sono in partenza, perché ovviamente c'è Zerbin, c'è Zielinski che non si capisce che fine deve fare, però il sorriso, l'applauso, c'è Raspadori che adesso in questa situazione del nuovo modulo trova un pochino meno spazio e che deve giocare Simeone così. C'è Ostigard che pure si parla di cessione. Insomma, è bello vedere una panchina che si alza in piedi al gol di Simeone, un gol liberatorio, un gol veramente importante, perché ci tengono, c'è chi ci tiene più di altri. Mi piace sottolineare Elmas, che continua ad avere la nostra foto e continua a postare le cose del Napoli nonostante stia in un'altra squadra, sia stato ceduto. Purtroppo devo sottolineare che lo stesso non sta accadendo con Osimhen, che sta postando tutti i fatti suoi con la Nigeria, e fa piacere al tifoso quando tu sei ancora un giocatore nostro, quindi fai vedere, sarebbe un'opportunità, fai vedere che ci tieni, che stai seguendo i tuoi compagni, altrimenti il spogliatoio è delicato, tu hai avuto l'aumento, altri no. Non è ideale questo silenzio di Osimhen sulle cose del Napoli, lo devo dire, perché quando l'ho difeso e adesso mi sento di dire. Questa cosa qua non lo so se è stata fatta notare da qualcuno, spero di farvi notare una cosa in più rispetto agli altri, perché è inutile che vi faccia vedere fotografie Zerbin, lo sappiamo che è stato l'uomo partita, ma in questo calcio di punizione battuto dalla Fiorentina veloce rasoterra mentre ci stavamo ancora sistemando, Ikoné controlla, se ne va. Chi è che reagisce subito? Ve lo zoom? Si vede benissimo, è Simeone e Rachmani, e sarà Simeone, che era in corsa per andare verso la sistemazione in aria, che entrerà in scivolata e bloccherà il tiro di Ikoné, che era tu per tu con Gollin. Simeone, il voto sale ancora di più, non solo per la sua generosità, non solo per il gol che sblocca, ma anche per questo salvataggio importantissimo, perché potevamo capitolare subito. E poi in ultima istanza, visto che ne abbiamo parlato anche in live, questo è il colpo di tacco di Lindstrom che mi fa un pochino intasare. Stava uscendo una triangolazione con Di Lorenzo, quindi si poteva fare una cosa, vedi, lui stava facendo il movimento così, se tu gliela dai normale piano piano si creano dei presupposti. Invece un colpo di tacco va bene, però mi piace sottolineare che da questo colpo di tacco, poi deviato da Martinez Quarta, arriva il calcio d'angolo che porterà al gol di Zerbin. Calcio d'angolo che ancora mi piace sottolineare battuto da Zielinski, perché quando ci sta Zielinski li batte lui. Un calcio d'angolo l'ha battuto anche Kvara, non essendoci neanche Raspadori. Insomma, servono i tiratori, servono gli specialisti. Lo batte Zielinski, lo colpisce di testa Di Lorenzo e lo ribadisce in gol Zerbin. Ci spostiamo con un'analisi tattica, così vi faccio vedere le novità. Possiamo vedere anche gli avversari, e ringrazio Valerio che mi sta dando una grande mano, ringrazio Umberto con le grafiche. Ci stiamo veramente divertendo. Fiorentina che si schiera con il 4-2-3-1, come potete vedere, ma li leverei un attimo, perché sennò va a finire che facciamo confusione. Li ho messi proprio in opaci, perché io me la sono sognata questa modifica. Di notte io mi sogno le modifiche da fare. Questa è la formazione del Napoli, ragazzi. Il 3-4-3, il 3-4-2-1, sì, però avendo la Fiorentina il pallino del gioco. Guardate come bellino poi il pallino del gioco. Io do il migliore in campo, spostando la palla a chi se lo merita. Migliore in campo per me Juan Jesus, molto a suo agio
in questa linea 3, perché sapeva quando rompere e quando andare sugli inserimenti di Bonaventura, sugli inserimenti dei trequartisti, quindi ha veramente fatto un lavoro prezioso di esperienza. E poi anche impreziosito anche dall'assist. Quindi il 3 tutto a posto. Quando sei in fase difensiva la linea 5 si vedeva chiarissima, e questa roba può funzionare se Di Lorenzo ci lavora un pochino. Ricordiamo che Di Lorenzo battigol, cioè lui nasce attaccante, poi fa anche il quinto, poi bene anche da terzino, però da terzino particolare che te lo ritrovi anche a centrocampo. Tutto molto bene. Il lavoro da braccetto è un lavoro ancora diverso, ancora più particolare, che Di Lorenzo può fare, può imparare e può far bene, perché ha la propensione ad andare. In fase difensiva non è ancora ideale, quindi questa è una cosa che tu, se ci vuoi lavorare, benissimo, puoi aggiungere un'altra cartuccia all'arsenale di un giocatore. Però Mazzarri ci ha anche fatto sapere che sì, questo era il momento di farlo, però appena posso torno al 4-3-3. L'ha dovuto, può essere anche che non ci crede, e l'ha dovuto dire per salvare il posto, perché sennò De Laurentiis chi lo sente. Intanto così ci siamo messi, e se dobbiamo, visto che infortunio per Cajuste, crampi anche per Mazzocchi, vediamo quanti ne avremo a disposizione contro l'Inter, perché dobbiamo fare un'altra partita del genere. In questo momento non siamo più quel Napoli che se la può giocare a viso aperto contro lì, e funzionava pure. Adesso dobbiamo un pochino limitare i danni. Non piace, non fa piacere, non vedo l'ora che ritorni un Napoli dominante, però per ora dobbiamo fare quello che dobbiamo fare, e quindi si arriverà ai voti guardando le posizioni medie, che come vedete tutto molto basso. Di Lorenzo alla fine vedete che da braccetto si sovrappone un pochino, perché tende a fare il terzino, ancora non è come se non fosse ancora proprio il movimento che deve fare da braccetto, quindi si tende un pochino a sovrapporre con Mazzocchi, e lì secondo me è lì che fa scomparire un pochino Mazzocchi, e non mi ha fatto una grande impressione Mazzocchi. Finisce alla fine molto alto Politano come posizione media, come Kvara, e guardate il lavoraccio che deve fare Simeone anche da solo in tutte le zone del campo, finisce per toccare palloni importanti. Cajuste un po' più avanti di Lobotka, che abbiamo visto che ad un certo punto seguiva Arthur anche a uomo, e quindi questa la disposizione del Napoli. SofaScore non ci dà nemmeno gli XG e non ci fa vedere niente, è un sito che sta per esplodere, troppi dati ed evidentemente è così, però pochissimo attack momentum per il Napoli. Quello che vedete in viola è il viola della Fiorentina, però alla fine conta che il Napoli tira in porta, la Fiorentina tira in porta una volta sola, 16 tiri, alcuni ribattuti, alcuni deviati, alcuni fuori, 60% di possesso palla per la Fiorentina, ma il Napoli tira di più in porta, e guardate che differenza che fa. I passaggi si dimezzano rispetto alla partita con la Salernitana, non siamo stati precisissimi, ma tant'è, queste le occasioni che ci portano a una vittoria stranetta. E non voglio nemmeno parlare del rigore, perché l'ho rivisto bene, lo tocca il piede, proprio la puntina del piede di Mario Rui, tocca la puntina del piede di Ikoné, poi Mario Rui lo leva subito, però purtroppo queste non si è potuto fare niente. Voti, vediamo se siete d'accordo con me. Voglio dare 7 a Gollini, che dà sicurezza, non deve fare nessuna parata straordinaria, però più volte esce in presa alta, sembra che dia un po' più di sicurezza in generale, e deve far ripartire l'azione a volte con lanci lunghi, a volte sul breve, perché poi il Napoli fa questa linea non perfetta, a volte anche di 4. Avevo uno screenshot da farvi vedere in merito, non è comparso, lo recuperiamo così. Guardate come siamo, questa cosa ricordo che Paolo Del Genere l'ha odiata, perché questa linea quasi sulla linea di fondo per la partenza dal basso, quando poi ti vengono a prendere, crea una lungaggine assoluta, e anche se tu poi alla fine devi lanciare la palla perché magari non esci pulito, siamo lontanissimi coi difensori per accorciare. Vedete in fondo là, quello è Mario Rui, se deve fare il quinto non può stare così basso, è veramente assurdo. Sopra di me c'è Mazzocchi, e Di Lorenzo è un po' più avanti come la posizione media, quindi
queste cose qua, insomma, bisogna lavorarci. Quindi a Gollini ho voluto dare 7, ditemi quello che volete voi. Do 6 a Di Lorenzo, che un po' in difficoltà è stato, specialmente nel secondo tempo, però entra praticamente nel tabellino degli assist con quel colpo di testa e ci prova, non sempre lo assistono quando va in attacco e prova a fare le triangolazioni. 6 Di Lorenzo, 6 Rachmani, pulito, ordinaria amministrazione. E do 7,5 a Juan Jesus. Non me ne frega niente. Potete dire che è scarso, potete dire che è lento, potete dire quello che volete voi. Io devo valutare la partita, e la partita di Juan Jesus per me è stata da 7,5 per quello che ha fatto difensivamente, per quello che ha fatto con l'assist, non c'è dubbio. Mario Rui 5,5, dovrebbe essere anche lui 6, però ci sono state varie volte in cui ho detto bravo Mario Rui, che mi è sembrato convinto, però il rigore ti poteva mettere in grandissima difficoltà, per fortuna Icone lo sbaglio. Anche Mazzocchi do 5,5, tanta corsa, però si sono pestati un po' i piedi su quella fascia destra, non ha funzionato tutto benissimo. A Lobotka do 7 invece, è riuscito a capire anche da solo quando Cajuste non era vicino a lui dove mettersi, senso della posizione, schermate e anche strappi importanti, mandando avanti la palla e facendo superiorità numerica da solo. Grande partita di Lobotka. 6 a Cajuste, ancora ci fa intravedere delle cose interessanti, il modo in cui si gira è ancora un po' impreciso, può crescere sicuramente. Stiamo parlando di un gregario che deve dare una mano così come sta facendo. 6. Do 6 anche a Politano, sfiora il gol, avrebbe preso probabilmente la traversa nel primo tempo, poi si sparisce un pochino. Do 8 a Simeone, che posso dare meno di 8 a Simeone? Assolutamente no. Abbiamo visto che oltre al gol, oltre a dannarsi l'anima, salva anche il risultato su Iconè, quindi 8 a Simeone. E do 6,5 a Kvara, non facile la partita di grande sacrificio che ha dovuto fare. Entra anche lui nel gol con un'azione alla Lukaku, da grande numero 9, che mantiene il pallone e lo smista poi dopo. Grande sacrificio, un peccato vederlo così lontano dalla porta, ma questo è il momento di fare così. Dopodiché, senza dare voti ai panchinari, ma li facciamo entrare, perché al 72esimo entrano Ostigar, Lindstrom e Zielinski, ed escono Kvara, Politano e Mario Rui. Di conseguenza si sposterà momentaneamente Mazzocchi qui a sinistra, Ostigard diventerà il braccetto con Di Lorenzo a fare tutta la fascia, Lindstrom al posto di Politano e Zielinski si va a collocare proprio nella zona di Kvara. E quindi sarà a tutti gli effetti un esterno sinistro, perché poi il Napoli gioca così, diciamoci quello che è. Dopodiché dovrà entrare anche Gaetano per Cajuste, per ancora una volta dei problemi, che si metterà lì. Io avevo il dubbio, si alterna, perché poteva finire Gaetano qui e Zielinski più centrale, invece no, Gaetano si affianca a Lobotka. E poi ancora una volta per Crampi, quindi quando si danno i meriti a Mazzarri, sì, ma serve anche un po' di fortuna. Come Demme è entrato per i problemi di Cajuste nell'ultima partita, problemi di Crampi per Mazzocchi, ed entra Zerbin, che si metterà lì sulla fascia sinistra. Poi sto leggendo un sacco di gente, ma allora Garcia, perché è tutto un meme, questa stagione è tutto un meme assoluto. Che Garcia è stato distrutto perché aveva fatto entrare Zerbin al posto di Kvara. Adesso Mazzarri è un genio perché ha fatto entrare Zerbin a Daiuga, allora fa bene ad allenare quello che io dovevo. Vi renderete conto, no? Che ci sono i momenti nel calcio, non è che si può assolvere Garcia per aver fatto entrare Zerbin all'epoca così. Però mi è piaciuto che Mazzarri non tenga Kvara vita natural durante in campo, che anche lui natural durante, sì, si dice così, natural durante. Anche lui può essere sostituito ogni tanto, perché altrimenti finiamo per spomparli fino a farli infortunare. E invece no, è il momento di fare giocare quelli là che escono dal fuoco e che si vogliono far vedere. Sarà un peccato perdere Zerbin se se ne andrà, però questa è la situazione. Mentre il Napoli cerca di chiudere Popovic, e ne dobbiamo parlare con calma perché lo devo vedere, si parla tanto di questo ragazzo e non voglio proprio riaprire la questione
di Osimhen, la procura e tutte le cose, perché sportivamente quel caso è stato archiviato. Al massimo possiamo parlare di multe, di roba che non coinvolge il Napoli ma coinvolge solamente De Laurentiis. Ma seppure escono nuove cose che può riaprire il fascicolo delle cose sportive, compariamo nelle cose normali. Io voglio anche essere punito perché avete ipervalutato i giovani che poi sono scomparsi. Benissimo, fateci la pena che ci dobbiamo fare. Compariamo quello che era il sistema Juve, che serviva da squadra anche quotata in borsa, cosa che il Napoli non è, sistema che ti serviva per aggiustare i bilanci, altrimenti non potevi nemmeno andare avanti con gli azionisti e con i bilanci falsati. Il Napoli non lo ha fatto per questo motivo qua, ma semplicemente per un'operazione che poi sistemava anche il Lille, che aveva delle difficoltà, e tu hai supervalutato. Puniteci, lo voglio, puniteci per aver ipervalutato Manzo, Liguori, eccetera eccetera, e punite anche quelli per il muratore dell'Atalanta, che pure è sparito, e così. E facciamo il paragone. Quelli li hanno fatti 5.000 pagine di fascicoli e sono stati tolti 10 punti. A noi potete togliere, che ne so, 0,2 punti. Toglieteci un punto, dateci una multa salatissima di 2.000 lire, di 2 euro, e stiamo a livello con la situazione della Juve. Anche perché non potete nemmeno dire il fatto ma quello senza Osimhen tu non vinci. Osimhen il Napoli lo ha pagato. Non è che è stato preso gratis, quindi non dite stupidità. È stupido anche continuare a parlare. Insomma, amici bellini, vi chiedo di lasciare like per le grafiche straordinarie e per tutto il lavoro che i miei collaboratori stanno facendo con grande entusiasmo, e io li ringrazio fino alla fine. Valerio, Umberto, Matteo, tutti i moderatori, tutti gli abbonati, tutti quelli che ci aiutano a parlare del Napoli. Mi diverto. Questo video vi arriva tardi perché io mi stavo divertendo a fare tutte le cose, le grafiche, e mi sto veramente divertendo un mondo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. State sul pezzo, iscrivetevi al canale e condividetevi anche i video con i vostri amici, perché ancora non mi conosce nessuno. Voglio essere conosciuto. Tutti mi devono coccolare. Che film è?